Buonasera, nuova edizione del nostro TG, ma iniziamo dai titoli. Iniziati stamattina gli interrogatori degli indagati nell'operazione Rinascita Scott, l'avvocato Pittelli non risponde a causa delle sofferenti condizioni psicologiche. Il commissario del PD Graziano replica la nota di Bruno Bossio che ha definito show l'operazione della DDA di Catanzaro, non è il pensiero del partito. Cittadini indignati per la situazione del reparto di cardiologia dell'ospedale di Corigliano, il reparto è chiuso, per riaprirlo servono 40.000 euro. Si sono costituiti in comitato i lavoratori del parco acquatico Santa Chiara di Rende senza stipendio dal mese di maggio, appello al comune di Rende e ai gestori della struttura. Il Crotone batte il Livorno per 2-1 e ritrova il successo 43 giorni dopo l'ultima vittoria. La squadra del Cosenza è partita stamattina alla Volta di Pisa, nessuna conferenza stampa del tecnico, intanto il presidente Guarascio si appella ai tifosi, fischiate me ma aiutate la squadra. Ancora buonasera dalla redazione del TG3. Dunque anche oggi in apertura l'inchiesta Rinascita Scott sono iniziati gli interrogatori di garanzia per 44 indagati e Giancarlo Pittelli si è avvalso della facoltà di non rispondere. Oggi l'interrogatorio di garanzia a Catanzaro per 44 degli indagati nel Maxi Blitz di giovedì scorso nell'ambito dell'inchiesta Rinascita Scott che ha portato all'arresto di 334 persone, tra loro anche Giancarlo Pittelli, avvocato ed ex parlamentare che si è avvalso della facoltà di non rispondere. Pittelli, difeso dagli avvocati Salvatore Staiano e Guido Cointestabile, si è presentato stamattina dinanzi al giudice per le indagini preliminari del Palazzo di Giustizia della città capoluogo, ma è rimasto in silenzio a causa delle sue sofferenti condizioni psicologiche. Pittelli, 66 anni, è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. La sua, per usare le parole del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, sarebbe una figura centrale. Il contesto in cui l'avvocato si muove è definito dai magistrati molto grigio, zona d'ombra. Nelle 13.000 pagine dell'ordinanza emergono intrecci, storie, affari patti, il fervore dell'antistato che in Calabria occupava con i suoi tentacoli ogni spazio, anche quello religioso. Non era sfuggito alle cosche del Vibonese l'affair del santuario voluto dalla mistica Natuzza Evolo, la realizzazione della chiesa, cemento e soldi. Dalle carte emergerebbe il suggerimento per la fondazione di rivolgersi alla ditta amica dei clan, ma il sacerdote risponde di avere altri fornitori, una storia che finisce, secondo gli investigatori, con le ditte incaricate che si riforniscono esattamente dall'azienda indicata dalle cosche, fornendo i materiali per la realizzazione dell'opera. Intanto ha negato ogni addebito contestando la ricostruzione accusatoria della DDA di Catanzaro e riservandosi la produzione di documentazione a sostegno delle proprie tesi. Gianluca Callipo, il sindaco di Pizzo, appunto arrestato giovedì nell'operazione Rinascita Scott, è comparso oggi davanti al GIP per l'interrogatorio di garanzia. Callipo ha quindi risposto alle domande contestando le accuse di omissione e di concorso esterno in associazione mafiosi. In particolare si fa riferimento all'omissione in ordine all'assegnazione di un'abitazione ad un esponente di punta della consorteria locale e alla vicenda della gestione di un noto ristorante di Pizzo. I difensori di Callipo, gli avvocati Armando e Clara Veneto e Roberto Franco, hanno annunciato il deposito per lunedì di documentazione a sostegno delle affermazioni rese appunto dall'amministratore. Il commissario del PD Graziano replica alla nota di Enza Bruno Bossio che ha definito show l'operazione della DDA di Catanzaro. Non è il pensiero del partito, dice Graziano. Scontro tutto interno al Partito Democratico che con il passare dei giorni si acuisce sempre di più. L'ultimo episodio che restituisce l'istantanea ad un partito fortemente lacerato al suo interno e attraversato da frizioni fortissime è rappresentato dalla replica piccata che il commissario Graziano e il responsabile Oddati fanno alla dichiarazione postata sui social di Enza Bruno Bossio, che ha definito uno show la maxi operazione coordinata dal
procuratore Gratteri, che ha portato all'arresto di 334 persone. Colpire 1000 per non colpire nessuno, anzi colpire la possibilità di Oliverio di ricandidarsi, il resto finirà in una bolla di sapone come il 90% delle sue indagini. Parole forti che la Bossio esprime nei confronti del procuratore Gratteri. La parlamentare del PD e moglie di Nicola Adamo, ex consigliere regionale, sottoposto al divieto di dimora in Calabria con l'accusa di traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta denominata Rinascita Scott. I due prendono le distanze dalla parlamentare, evidenziando che il pensiero della Bossio non è attribuibile al PD, anzi ringraziano Gratteri per il lavoro svolto e per aver inflitto all''ndrangheta un duro colpo. Adesso la pagina politica. Comincia a prendere corpo lo scenario elettorale, attraversato in queste ultime ore da forti fibrillazioni, ma anche da qualche certezza in più. In prima istanza va registrata l'ufficialità della candidatura di Jole Santelli alla carica di presidente della regione per il centrodestra. La prima uscita pubblica è prevista per lunedì mattina in un albergo di Lamezia Terme. L'annuncio è accompagnato da una nota nella quale la Santelli scrive che necessita una scossa per iniziare la ripresa. Contestualmente c'è da registrare la decisione di Mario Occhiuto di essere della partita e proprio in queste ultime ore il sindaco di Cosenza è al lavoro con il suo entourage per definire le liste, che dovrebbero essere 3. Nessuna nuova invece, almeno ufficialmente. Per ciò che concerne la decisione di Mario Oliverio, si dice che abbia pronte 4 liste, di aver maturato l'idea di giocarsi la partita, anche se, probabilmente, il presidente uscente dovrà fare a meno di alcuni dei consiglieri a lui fedeli fino all'ultimo. Ci saranno, insomma, molte sorprese, alcune eclatanti. Intanto Francesco Aiello continua ad esortare i calabresi a non fidarsi delle promesse. In Calabria urge la necessità di dialogo con i cittadini per risolvere insieme i tanti problemi. Per Pippo Callipo, invece, la priorità per i calabresi è il lavoro, l'unico antidoto per risolvere i drammi sociali della Calabria. Intanto Carlo Tansi continua il suo tour. Ci autofinanziamo, però vogliamo rimanere liberi e per questo abbiamo questo strumento, il camper, dove dormiamo nei vari luoghi che diciamo visitiamo, e poi abbiamo Facebook che ci sta dando una mano impressionante a basso costo. Avanti tutta contro la vecchia politica, così Mario Occhiuto nel corso di un incontro a Rende convocato per fare il punto sulla raccolta delle firme che devono essere presentate entro il 28 dicembre. Ad accoglierlo molti supporter e simpatizzanti, accanto a lui il fratello Roberto e il professore Giuseppe Nisticò. Il sindaco di Cosenza dunque correrà da solo, senza apparati partitici, con il sostegno base di 3 liste civiche. Sarà una campagna elettorale molto breve e intensa, ha detto Mario Occhiuto, una campagna elettorale d'opinione. Dalla nostra parte abbiamo la voglia di cambiare, che è la stessa voglia di cambiamento dei cittadini calabresi. Occhiuto parla dei veti posti a Berlusconi da Salvini e poi, riferendosi alla candidata del centrodestra, aggiunge: mi domando quale sarà il programma della Santelli, dal momento che ha girato per 2 anni con me sostenendo il mio programma e le mie idee e dicendo che io rappresentavo l'unica speranza per la Calabria. Roberto Occhiuto si è detto pronto a lasciare incarico e partito per attuare una vera rivoluzione. Credo che Mario sia il candidato più apprezzato dai calabresi e anche quello più apprezzato dagli avversari, perché gli avversari, dice Roberto Occhiuto, hanno girato la Calabria con lui dicendo che sarebbe stato l'unica speranza possibile. Adesso invece dovranno spiegare agli elettori calabresi che hanno mentito per 2 anni. Rivolgendosi poi ai candidati, Roberto Occhiuto li ha definiti dei coraggiosi, come siamo coraggiosi noi, ha aggiunto, e questa regione ha bisogno di coraggio. Io sono vice capogruppo vicario di Forza Italia, il numero 2 del gruppo, e quando Matteo Salvini ha posto questi veti ho detto che tra il nome e le cariche, tra il nome e l'appartenenza politica, io scelgo il nome. Per cui all'atto della presentazione delle liste, aggiunge Roberto Occhiuto, io mi dimetterò dai miei incarichi e da Forza Italia, perché credo che fare politica sia fare ciò che si ritiene giusto anche quando si perdono incarichi e posizioni. Cittadini indignati per la situazione del reparto di cardiologia dell'ospedale di Corigliano. Il reparto è chiuso e per riaprirlo servono 40.000 euro. Queste immagini che vi mostriamo ci sono state inviate da un nostro telespettatore indignato per le condizioni in cui versa il reparto di cardiologia dell'ospedale Giannettasio di Corigliano Rossano, al centro in queste ultime ore di forti polemiche. Il nostro telespettatore, che ha accompagnato le immagini con una missiva,
Ci scrive se è mai possibile che in un territorio dove l'organizzazione della sanità presenta molti lati oscuri, chi gestisce il sistema in Calabria possa consentire che si consumi l'ennesima beffa di un reparto dotato di ogni attrezzatura necessaria chiuso ai pazienti, e ne può essere addotta come scusante la mancanza di risorse. Occorrerebbero infatti circa 40.000 euro per rendere funzionante l'unità operativa. La lettera si chiude con un'amara considerazione: possibile mai che un settore così centrale, dove negli anni sono stati bruciati milioni e milioni di euro, non si riescono a trovare 40.000 euro? Si sono costituiti in comitato i lavoratori del Parco Acquatico Santa Chiara di Rende, senza stipendio dal mese di maggio. La tregua estiva è finita, il parco acquatico di Rende torna alla ribalta per qualcosa di negativo dopo l'inaugurazione e l'apertura al pubblico, che ha fornito all'utenza dell'area urbana un utilissimo servizio sfruttato da migliaia di persone. Come un fulmine a ciel sereno è arrivato alla nostra redazione un comunicato firmato dal comitato spontaneo Pacco Acquatico, sì, proprio Pacco e non Parco, composto da lavoratori che hanno prestato la propria opera all'interno della struttura di Contrada Santa Chiara. Ebbene, questi dipendenti lamentano di non aver ricevuto lo stipendio o parte di esso dal mese di maggio 2019. Il comitato dichiara di avere l'intento di informare il territorio e chiedere spiegazioni ai soggetti interessati, pretendendo risposte veritiere, non come accaduto fino ad oggi. I componenti del comitato annunciano di avere l'intenzione di rivelare i nomi di tutti coloro che hanno preso parte a quello che definiscono l'ennesimo esempio di cattiva gestione dei fondi pubblici, finiti nelle mani di pochi incompetenti. Gli appelli finora rivolti al comune di Rende e ai soggetti gestori del parco, dicono, non hanno sortito gli effetti sperati. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Sono stati sospesi dal servizio 4 dipendenti del comune di Vibo Valentia coinvolti nell'inchiesta Rinascita Scott. I provvedimenti riguardano il comandante dei vigili urbani Filippo Nesci, l'ex consigliere regionale Pietro Giamborino, impiegati in qualità di usciere, e i custodi del cimitero comunale Alessandro Sicari e Antonio Fuoco. Ha parcheggiato l'auto in doppia fila in una strada della Movida Cosentina, causando problemi alla circolazione, poi ha insultato e aggredito i poliziotti intervenuti per multarlo. Un imprenditore 25enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Oltre 170 kg di articoli pirotecnici illegali sono stati sequestrati da personale della divisione Pasi squadra di polizia amministrativa della questura di Crotone insieme agli artificieri del nucleo regionale di Catanzaro. Nell'ambito dell'operazione Natale Sicuro, gli agenti hanno fatto un controllo in un negozio gestito da cittadini di origine cinese. Trovando il materiale, il titolare è stato denunciato. I carabinieri hanno arrestato a Reggio Calabria con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 24enne, già noto alle forze dell'ordine. I militari, durante un normale servizio di pattugliamento, hanno notato 2 persone a bordo di un'auto. Il passeggero, alla vista dei militari, ha gettato fuori dall'abitacolo un involucro, poi recuperato contenente circa 30 dosi di marijuana. È tornato a rubare nella stessa gioielleria visitata meno di un mese fa, ma è stato riconosciuto dal proprietario, che ha chiamato i carabinieri. Un 28enne di Siderno è stato arrestato per furto con destrezza e ha già patteggiato una pena a 4 mesi. Il fatto è accaduto a Melito Portosalvo. Nel 2014 protestarono contro la discarica di Celico, per questo 40 cittadini erano stati sanzionati per blocco stradale, avrebbero dovuto versare ognuno 3.500 euro, adesso le maximulte sono state annullate, il giudice di pace ha accolto i ricorsi presentati dai legali dei manifestanti. Presto una nuova caserma dei Vigili del Fuoco a Monasterace. Nel segno della sicurezza, secondo il principio della presenza capillare, i Vigili del Fuoco si doteranno molto presto di una nuova caserma a Monasterace, centro ionico al confine tra le province di Reggio Calabria e Catanzaro. L'apertura della nuova struttura è imminente ed oggi un incontro pubblico organizzato proprio nella cittadina balneare è servito per illustrare i tempi e i contenuti di questa importante e, bisogna dire, lieta novità. Uno dei corpi più amati al mondo, che trova sempre il consenso, si presenta su un territorio che è stato in ogni caso presidiato, ma che da qui a qualche settimana avrà a distanza un gruppo di uomini che dovranno gestire un'area molto vasta che va dalla costa alla zona più alta di montagna. È da qui infatti che ci si incammina verso le cime che accolgono il fiume Stilaro e diventano passaggio verso il monte Pecoraro, inizio delle Serre, un territorio orograficamente
complesso ma che non diventerà un problema per la professionalità dei vigili. L'incontro, moderato da Fabio Maragucci, ha visto la partecipazione di politici e sindacalisti, tutti a ribadire l'importanza dell'idea e soprattutto a rimarcare il protagonismo positivo e costruttivo dei vigili del fuoco che con il territorio continuano ad avere un rapporto diretto di amore, di rispetto e di riconoscenza. Si chiama Mama non Mama, il progetto sulla violenza alle donne che ha coinvolto le scuole del Catanzarese. Informare e formare i ragazzi e le ragazze che attenti ascoltano nella sala oro della cittadella regionale. Gli esperti, la violenza alle donne ha tante sfaccettature, c'è una cultura da cambiare e le responsabili dei centri antiviolenza avvertono le giovanissime sulle trappole di amori malati, sulla dipendenza affettiva ed economica che generano solitudine e spesso situazioni difficili. Il progetto della Regione Calabria che ha coinvolto 3 scuole. Sono stati coinvolti tantissimi ragazzi e alunni. La rappresentanza oggi è veramente minima, soltanto di quelli premiati, ma credo che sia una vittoria, perché riuscire a coinvolgere dei ragazzi in una tematica così difficile, soprattutto da personale qualificato, perché spesso si ritiene che parlare di temi come la violenza sia una cosa abbastanza semplice e che sia facile poter parlare di questi temi. Questi temi vanno affrontati in maniera veramente da personale specializzato che riesce a raggiungere l'obiettivo. Più di 100 le donne vittime di femminicidio nel solo 2019. I ragazzi coinvolti nei progetti hanno elaborato dei lavori che sono stati premiati. Obiettivo: far capire che quando si assiste a episodi di violenza bisogna chiedere aiuto. Il progetto consta di 2 azioni. Una sono stati dei workshop che abbiamo condotto nelle scuole della provincia di Catanzaro e le abbiamo davvero abbiamo cercato di prendere un po' tutta la provincia, perché oltre a scuole della città di Catanzaro siamo stati a Botricello, siamo stati alla Mezzia Terme, quindi abbiamo cercato di coinvolgere anche tutto il territorio provinciale. Dopodiché l'altra azione era un bando di concorso. E siamo allo sport, parliamo di calcio. Il Crotone batte il Livorno per 2-1 e ritrova il successo. Non è bastato il vantaggio di Marras e la spinta del neotecnico Tramezzani al Livorno, battuto in rimonta dal Crotone che torna alla vittoria all'uscita. I rossoblù di Stroppa sfruttano al meglio una ripartenza da corner e sfiorano il vantaggio con Junior Messias, ma Plizzari gli nega la gioia del gol, rispondendo alla conclusione in uscita bassa. 2 minuti più tardi però gli Amaranto si fanno sentire, dopo quasi 3 mesi tornano a segnare in trasferta. Agazzi attacca Molina, gli scippa il pallone, serve in verticale Marras che fredda Cordaz. Passano 10 minuti e il Livorno torna sul pianeta Terra con i padroni di casa che trovano il pareggio grazie al colpo di testa di Cuomo, gol contestato per un presunto tocco di mano di Simi sulla respinta di Plizzari che diventa l'assist per il difensore pitagorico e 1-1. Al 26esimo i ragazzi di Stroppa trovano il colpo che gela gli Amaranto, Messias serve crociata che si libera di Boben e dal lato sinistro dell'area di rigore disegna una pennellata con il destro, la conclusione è splendida e trafigge Plizzari 2-1. Ma gli Amaranto non si abbattono e ci provano con una girata al volo di Mazzeo che, imbeccato da Porcino, mette in difficoltà l'estremo difensore Cordaz, costretto a deviare in corner. Nel secondo tempo, pronti via, Luci e compagni sfiorano il pari. Azione sviluppata dal lato di destra, si accentra il solito Marras che prova la conclusione rasoterra e attento però Cordaz che para con il piede. Tramezzani cerca soluzioni in panchina, ma la gara non cambia ed è il Crotone a cercare in più occasioni la via da terza rete. Al 39esimo arriva il salvataggio sulla linea di Porcino dopo il tiro di Vido respinto da Plizzari e il tapin provato da Mustacchio. Il Crotone rialza la testa dopo le 2 sconfitte consecutive in trasferta e rilancia la sfida in zona playoff. La squadra del Cosenza è partita stamattina alla Volta di Pisa, nessuna conferenza stampa del tecnico. Intanto il presidente Guarascio si appella ai tifosi e dice: fischiate me ma aiutate la squadra. Bus del Cosenza lascia il parcheggio del San Vito Gigi Marulla, si parte per Pisa, penultima trasferta del 2019 e del girone d'andata. Si dice che ogni partita sia importante, ma stavolta è innegabile che la gara dell'Anconetani ha una valenza diversa. La sconfitta casalinga con il Pordenone ha complicato i piani del Cosenza, che al di là dell'andamento del campionato e delle squadre attualmente coinvolte nella zona calda della classifica, deve per forza di cose conquistare i punti necessari per arrivare al Giro di Boa con una buona base sulla quale costruire il proprio futuro. Nonostante le assenze per infortunio, il tecnico Braia ha diverse soluzioni da sfruttare per schierare una formazione competitiva da opporre alla neopromossa squadra di D'Angelo.
Dopo 3 allenamenti a porte chiuse, l'allenatore dei Lupi ha scelto di non parlare in conferenza pre-gara, soluzioni finalizzate evidentemente a mantenere alta la concentrazione e far ritrovare al gruppo serenità e compattezza, condizioni che vengono meno quando i risultati non sorridono ad una squadra costruita per far meglio della scorsa stagione. La parola è passata dunque al presidente Eugenio Guarascio, che in un'intervista rilasciata nel corso della trasmissione Focus in onda sulla nostra emittente ha rasserenato l'ambiente e invitato tutti all'unità. Non dovete avere nessuna preoccupazione perché il Cosenza c'è, faremo il massimo per poter uscire da questo momento difficile che è solo un momento di classifica. Io direi di non guardare la classifica perché abbiamo visto che c'è una squadra viva, dobbiamo stare vicino al Cosenza, probabilmente quello che vi chiedo è questo, la presenza è troppo importante, quando giochiamo in casa dobbiamo essere numerosi perché rappresenta veramente il 12° uomo e se poi dovete fare qualche fischio fatelo pure a me, ma i ragazzi non li fischiate, anzi quando sono in difficoltà è bene che gli stiamo tutti vicini perché solo così usciremo insieme da questa situazione. A Cosenza è stato presentato il libro Il mio Marc Caltagirone della giornalista Rossana Muraca. Come sono cambiati i rapporti tra uomo e donna nell'era dei social network? Quanto il virtuale è entrato a far parte della nostra vita reale? Sono solo alcune delle domande alle quali ha cercato di rispondere Rossana Muraca, giovane giornalista alla sua opera prima, dal titolo Il mio Marc Caltagirone sotto l'albero. Il mio Marc Caltagirone è diventato un progetto creativo che mette in discussione i rapporti uomo-donna, analizza l'uomo ma soprattutto mette in discussione la donna. È un atto d'amore verso chi sa leggere una leggerezza intelligente, ma anche un atto d'amore verso la donna che si ama, la donna che raggiunge una consapevolezza ed è in grado in questo caso anche di dare amore eventualmente ad un Marc un po' titubante, ma comunque resta sempre un Marc importante. È il regalo di Natale che io auguro a tutte le donne, a chi sogna ancora l'amore, perché mi è stato chiesto: ma per te Marc Caltagirone esiste? Marc Caltagirone è un po' come Babbo Natale. Se smettiamo di credere al fatto che Babbo Natale esiste, smettiamo di credere nel sogno, e il sogno è anche amore. Il pamphlet, ironico e brillante, scritto in maniera divertente e accattivante, esplora l'universo maschile e i nuovi tipi di linguaggio. Nel carnet delle tipologie di uomo trattato ce n'è per tutti i gusti, dal prenatal, Gaviscon, per poi finire a quelli che sono i nuovi tipi che troviamo proprio nel libro. Si tratta di amore combattuto, di tradimenti, di amore comunque sempre titubante, ma di una donna sempre pronta lì al sostegno e a tendere quella famosa mano che lui dovrebbe proprio lui cogliere. L'opera prima di Rossana Muraca nel corso della serata di presentazione ha avuto il consenso di un numeroso pubblico che adesso aspetta con curiosità una seconda parte e questa volta saranno protagoniste le donne. Il libro infatti ha un finale a sorpresa, un capitolo si apre proprio a quello che è il dualismo uomo-donna e si interroga anche su quello che è il futuro della donna e perché no, visto che gli uomini comunque anche nel libro mi sono stati da supporto con le loro interviste, con le loro curiosità, perché non soddisfare anche loro proponendo anche quell'altra parte di mondo e di cielo che è quello della donna. E adesso le previsioni del tempo. Imminente intenso peggioramento sui versanti tirrenici a causa di tese correnti occidentali, pilotate da una vasta circolazione ciclonica presente sul vicino Atlantico. Avremo precipitazioni diffuse e abbondanti sui versanti esposti ad ovest e venti in rinforzo fino al grado di burrasca, dalla seconda parte di domenica con associate forti mareggiate lungo i litorali tirrenici. Dalla seconda parte di domenica tornerà anche la neve sui rilievi. Domani molto nuvoloso sui versanti tirrenici centro-settentrionali con piogge sotto forma di rovescio anche temporalesco, accumuli abbondanti su tutti i versanti occidentali dei rilievi regionali. Le precipitazioni a causa di un calo delle temperature dalla seconda metà della giornata diverranno nevose sopra i 1400-1500 metri su Pollino, Orsomarso e Sila.
temperature in diminuzione a partire dal pomeriggio. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani avremo venti forti occidentali ovunque, fino al grado di burrasca sul Tirreno centro-settentrionale in serata. I mari saranno molto agitato il Tirreno, che diventerà grosso dalla nottata sul lunedì. Si verificheranno pertanto mareggiate intense lungo i litorali esposti del Tirreno. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.